Ora, questa è la conclusione di un importante progetto che si somma a moltissimi progetti che tutti i nostri consorzi durante l'anno mettono in campo con le scuole. Questo è un progetto che abbiamo voluto realizzare a livello regionale, coinvolgendo una classe per ogni consorzio, perché è un progetto di laboratori multimediali, quindi i ragazzi sono coinvolti in parecchie ore di formazione, con delle lezioni iniziali, con dei momenti proprio di laboratorio, delle visite ai nostri impianti, e attraverso questo progetto che ha come titolo Acqua, Territorio e Ambiente, alla scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, abbiamo cercato di portare i ragazzi a conoscere l'ambiente dove vivono e le attività di consorzi di bonifica usando le tecnologie multimediali che per i ragazzi sono ad oggi molto conosciute e di uso comune. Quindi hanno realizzato dei filmati, hanno realizzato degli spot, hanno realizzato dei cartelloni pubblicitari, dei giochi, quindi attraverso queste dinamiche di comunicazione hanno toccato i temi che riguardano appunto l'attività di consorzi e attraverso questo hanno fatto un percorso di crescita e di coinvolgimento. A me è piaciuto molto perché abbiamo imparato molte cose nuove sul nostro territorio che i libri non ci hanno potuto spiegare e abbiamo fatto un bel laboratorio e sono contenta, sono orgogliosa del nostro lavoro. Ecco Federico, ma che cos'è la bonifica? Cosa ti ricordi di quello che hai studiato, imparato in questi giorni? La bonifica è riuscire a incanalare le acque per non far allagare il territorio, perché il Veneto è una zona in cui la maggior parte delle province, nella maggior parte delle province e città sono sotto il livello del mare. Cosa fanno i consorzi bonifica, ve lo ricordate? Garantiscono la sicurezza idraulica e appunto garantiscono anche l'irrigazione. E che laboratori avete fatto in questi giorni? Allora, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo realizzato un fotoromanzo cui raccontava la storia delle bonifiche e le storie dell'irrigazione di questo territorio soprattutto.